Una buona giornata, bentrovate e bentrovati. Sabato 2 agosto, prima edizione dei nostri telegiornali, insieme fino alle 13:30 con le notizie da tutto il territorio. La cronaca come sempre in primo piano. Andremo poi sulle strade del Veneto, in A13 l'ennesimo incidente in autostrada, il bilancio di un morto e 2 feriti. Per noi sul posto ci sarà la nostra Chiara Gaiani, ma siamo sulla Marca, siamo a Susegana con il nostro Christian Arboit. Vi avevamo dato notizie pochi giorni fa di uno striscione contro ladri e rapinatori. Ecco che ancora una volta i ladri hanno colpito delle abitazioni, un faccia a faccia con un ex consigliere comunale e la minaccia di non chiamare la polizia. Un paese che sembra sotto scacco appunto dei malviventi, ma ci racconta tutto dal luogo il nostro Christian Arboit, che vedo già collegato. Christian, buongiorno con Simone Merlo. Buongiorno Edi da via Casoni, siamo al civico 31 a Susegana. Questa abitazione è stata visitata giovedì mattina dai ladri, ne è uscito un faccia a faccia con il proprietario di casa. Come dicevi te, Susegana è senza pace da giorni, da settimane. Vi documentiamo di colpi tentati e commessi. Aveva fatto anche discutere a livello nazionale lo striscione affisso in via Rossini dal consigliere comunale Michele Perencin. Ma veniamo appunto alla cronaca, ai fatti che ci riportano alla prima mattina di giovedì, quindi 2 giorni fa. È un giorno particolare per il signor Carlo Giacomo Granzotto, perché giovedì era il suo compleanno, il suo 70° compleanno, signor Granzotto, ma c'è stato poco da festeggiare, perché lei ha avuto un faccia a faccia con i delinquenti. Che cosa è successo? Ma guardi, io avevo portato la macchina in carrozzeria, sono rientrato a piedi, mia moglie era uscita per prendere la frutta e io sono rientrato in casa forse prima del previsto. Ho solo notato che il cancello era socchiuso, non era chiuso del tutto. Però ho detto, forse se l'è dimenticato. Ho lasciato il bidoncino dell'immondizia al solito posto. Quando mi sono avvicinato alla scala per entrare in abitazione, sono sbucati 4 personaggi travisati con delle maschere sul volto, cappellini e tutto, che scendevano di corsa dalle scale. Li ho visti istintivamente. Io ho preso il telefono perché ho capito subito chi erano. Ho preso il telefono per chiamare 112. Mi hanno minacciato con un cacciavite dicendo no carabinieri, no polizia. Si sono diretti di nuovo verso il cancelletto di entrata, hanno saltato il cancello, c'era un complice che li attendeva in macchina, sono saliti in macchina e sono fuggiti verso Santa Lucia, verso la via qua di Santa Lucia. Ecco, signor Granzotto, quindi lei di fatto è entrato dal cancelletto, sì. Prima si è recato su questo lato della casa, sì, per la raccolta differenziata sostanzialmente, poi avvicinandosi... Quando ero in questa posizione qua, quando sono arrivato qua, ho visto che già 2 erano qua che scendevano e altri 2 che scendevano di corsa dalla scala. Quindi 4 uomini travisati, lei si è trovati di fronte così a questa altezza? Sì, qua. Loro erano sulla scala, io ero qua. E poi le hanno appuntato questo cacciavite addosso. Dove? Quando stavano uscendo qua dal cancelletto hanno visto che io avevo il telefono in mano e quindi mi hanno appuntato il cacciavite così, non chiamare polizia, e sono scappati di nuovo verso il cancello d'uscita. Quindi lei il cacciavite se l'è trovato di fronte e mi faccia capire? La distanza che lei adesso, praticamente teneva il cacciavite così e basta, e poi sono scappati. Insomma. In quel momento che cosa pensate? Ma guardi, ad essere onesti, io paura non ne ho avuto, perché ho avuto esperienza dove lavoravo, che ho subito diverse rapine e minacciato con armi, quindi al momento ho cercato di mantenere sangue freddo. È chiaro, erano in 4 molto più grossi di me e non mi sono azzardato nessuna reazione, solo quello del telefono per chiamare qualcuno, tutto qua. Diciamo che è scattato l'istinto di sopravvivenza. Lei ha lavorato in banca e mi diceva che ha subito nell'arco degli anni ben 6 rapine, esatto. Alcune di queste molto cruenti. Sì.
Una volta hanno sfondato addirittura la vetrata con un camion, sono entrati minacciati con fucili, pistole, uno in un'occasione mi ha puntato proprio al fianco la pistola intimandomi di aprire la cassaforte e non ero io il cassiere, quindi ho dovuto mantenere la calma anche là perché non ero io che potevo aprire. E comunque sono episodi che ti lasciano anche un'esperienza, e quindi in base a quello quando me li sono trovati faccia a faccia ho cercato di non fare qualcosa che li potesse provocare, tra virgolette, ecco. Alla fine questi malviventi li hanno portato via diversi gioielli, un ammontare di 8-10 mila euro, ma lei mi diceva prima più che il danno economico è quello affettivo, perché ci sono i ricordi di una vita, anche la fede nuziale di sua moglie, sì. I gioielli della mamma di sua moglie. Sì, sono cose che magari è difficile da quantificare proprio dal punto di vista commerciale, però il valore affettivo non ha prezzo, quindi magari ti affezioni anche a un oggetto che non ha un gran valore o poco valore, però per te significa molto. Fra l'altro, però quello che mi fa arrabbiare proprio e fare considerazioni negative sul periodo storico è il fatto che in una mattinata, cioè durante il giorno, 4 banditi assaltino casa tua, cioè non siamo in Sud America qua, cioè, perlomeno ancora, perché però di fatto succedono queste cose. Senta, lei è armato? No, glielo dico che io sono favorevole all'uso delle armi per difesa. La difesa è sempre legittima per me, che ne dicano qualcun altro o certe leggi. Se l'avessi avuta però nell'occasione, guardi, non mi sarei fatto remore a usarla. Diciamo che lei non ce l'ha? No, non ce l'ho, anche perché devo dire mia moglie non vuole armi in casa e quindi rispetto la sua decisione e il suo volere. Senta, a 2 giorni dai fatti resta più amarezza, più rabbia, più rassegnazione, che cosa? Guardi, la rabbia mi rimane sempre, perché penso anche ai miei nipotini che non so in che mondo andranno a vivere se andiamo avanti di questo passo qua. Io ormai appunto ho 70 anni e così me la cavo in qualche maniera. Però non così non va, cioè mi rimane sempre anche una certa angoscia, diciamo, dal punto di vista di sapere che possono essere in pericolo sempre, anche durante una normale giornata. I nipotini che erano in casa il giorno prima alla stessa ora più o meno, perché anche questo è un tema. Sì, erano con mia moglie, no, uno dei 2 era con mia moglie, quindi posso immaginare se al posto mio fosse rientrata lei con il nipotino che si trova davanti 4 energumeni così, cioè capisce che io ho reagito in una certa maniera ma lei non so, quindi il piccolo che impressione abbia, si mette a urlare o cosa. Sì. Insomma, tanti sono gli interrogativi. Io la ringrazio, grazie signor Granzotto per questa sua testimonianza, l'ennesima purtroppo in una Marca che non conosce pace da questo punto di vista, e soprattutto questa zona, come dicevamo prima e come dimostra anche lo striscione apparso nei giorni scorsi, soprattutto questa zona è nel mirino. Per il momento è tutto, i carabinieri stanno chiaramente indagando. Prego Simone Merlo se può inquadrare con la telecamera, qualche dettaglio potrebbe arrivare da quella telecamera, però come ci raccontava il signor Granzotto questi uomini erano travisati con accento dell'est, questo si è capito, se ne sono andati a bordo di una Mercedes classe A azzurra, con un azzurro anche abbastanza cangiante, quindi non dovrebbe essere passata inosservata. Tra l'altro poi aggiungiamo un altro dettaglio, che dettaglio non è che le case qui intorno sono di fatto vuote, c'è chi è in vacanza, c'è chi magari si trova in altre strutture, quindi c'è anche il tema del controllo di vicinato, del periodo, tante case sono appunto vuote
causa vacanze, e quindi anche questo è un elemento da tenere in considerazione. Detto questo, io ti restituisco la linea con Simone Merlo da Susegana. A te, Edi. Grazie Cristian, e hai fatto bene a ricordarlo, insomma, controlli del vicinato che sono sempre più importanti e che in situazioni come queste, nel periodo delle vacanze estive, quelle invernali, vi diamo sempre testimonianza anche noi con i nostri telegiornali, i nostri servizi, di come i ladri agiscano in modo mirato e consapevole, andando dritti dove effettivamente sanno di poter trovare qualcuno, di non poter trovare qualcuno e trovare invece qualcosa e agire sostanzialmente indisturbati. Continuiamo con la cronaca che arriva dalla Marca, siamo a Refrontolo. Avevano rapinato armati di pistola madre e figlio nella loro abitazione. Dopo sono stati denunciati dai carabinieri 2 diciottenni, mentre si accercano ancora gli altri complici. Il servizio di Francesca Bozza. Sicuramente abbastanza, ha avuto molta risonanza qui nella nostra zona e ci ha un po' allarmato tutti quanti, soprattutto per quello che sta succedendo adesso nel nostro paese e in tutti i paesi limitrofi. Ricorda molto bene questa residente di Refrontolo la rapina accaduta in piena notte lo scorso 20 marzo, quando 4 persone entrarono in un'abitazione armati di pistola minacciando madre e figlio 19enne. Nelle ultime ore i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vittorio Veneto hanno deferito in stato di libertà 2 giovani di 18 anni, minorenni all'epoca del colpo, perché ritenuti responsabili di rapina in concorso aggravata dall'uso di arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito quella notte, madre e figlio stavano dormendo quando il ragazzo aveva sentito dei rumori, qualcuno battere contro la porta finestra. A quel punto sarebbe uscito, uno dei malviventi lo avrebbe sorpreso minacciandolo con la pistola prima di entrare in casa insieme agli altri 3 complici. Per madre e figlio era iniziato l'incubo, sotto la minaccia dell'arma era stato intimato loro di consegnare il denaro. Alla fine i 4 erano scappati con circa 8.000 euro in contanti. Passato lo shock iniziale, le 2 vittime avevano chiamato i carabinieri. Le indagini hanno permesso di individuare e denunciare i 2 giovanissimi, entrambi della sinistra Piave, un ragazzo italiano e un coetaneo dell'Est Europa. Il lavoro dei militari continua per risalire agli altri 2 componenti della banda, probabilmente anch'essi giovanissimi. Abbiamo colto con estrema soddisfazione la notizia della cattura di questi malviventi, soprattutto perché questo, diciamo, in qualche modo rasserena chi ha subito questo furto e rasserena anche le persone che vivono qui in zona. Un grosso applauso va alle forze dell'ordine che con le loro indagini hanno saputo arrivare a quest'ottimo risultato. Ecco, l'augurio è che adesso chi interverrà dopo di loro sappia dare a questi malviventi la giusta pena. Un episodio che si aggiunge ad una serie di colpi messi a segno nell'ultimo periodo a Refrontolo, così come nei comuni limitrofi. Una settimana fa, durante i festeggiamenti per Santa Margherita, furono una decina le case prese di mira dai ladri. Qualche giorno fa invece raid di furti a Solighetto. In un'abitazione in piena notte marito e moglie sono stati svegliati dalla luce di una torcia che i malviventi hanno puntato contro di loro. I ladri sono poi fuggiti con alcuni contanti e tra i cittadini cresce la paura. In questi ultimi mesi ci sono stati diversi furti qua nel territorio, ecco perché addirittura una domenica sono stati 4-5 uno di seguito dell'altro qua proprio nel territorio, partendo dalla parte nord del paese fino a poco più in giù qui a sud. Quindi anche questo evento ci preoccupa parecchio. Ultimamente qui non è che si viva troppo bene, io abito al secondo piano e anch'io ero abituata a lasciare sempre tutto aperto. Adesso invece ho quello sempre di chiudere, perché ne senti uno ogni giorno, se non è a Refrontolo è a Pieve, se non è a Pieve a Farla, a Col San Martino. Qua nella nostra zona ultimamente sei molto allarmato a rimanere a casa. E continuiamo a parlare di sicurezza, perché parte a Mogliano il nuovo servizio di vigilanza notturna privata per contrastare i furti, ma la misura accende il dibattito politico in città. Il Partito Democratico infatti critica i costi e l'efficacia del progetto, mentre il vice sindaco Muraro e assessore delegato alla sicurezza difende invece la scelta a Mogliano, che è la prima ad attuare un piano di vigilanza di questo tipo. Vigilanza privata contro i continui furti nella notte. Da oggi in poi il servizio di controllo notturno a Mogliano sarà affidato anche alle guardie private. Approvata in Consiglio Comunale la delibera che ufficializza l'avvio del progetto fortemente voluto dal vice sindaco Leonardo Muraro.
È un servizio che ci sarà tutte le notti, dalle 22 fino alle 6, una pattuglia che girerà il territorio, andrà a controllare i siti sensibili e i vari nostri immobili comunali che sono sparsi per tutto il comune di Mogliano Veneto. L'obiettivo è integrare il lavoro della Polizia Municipale con un presidio notturno più costante, in grado di prevenire situazioni di rischio e rafforzare la percezione di sicurezza nel territorio. Il costo di questa operazione sicurezza? È un costo diluito su 2 annualità, 2025 e 2026, siamo intorno ai 60.000 euro. L'iniziativa, che ha già raccolto consensi tra i cittadini per l'effetto rassicurante della presenza di pattugliamenti notturni, non convince l'opposizione. Giacomo Nilandi del Partito Democratico esprime perplessità sull'efficacia della misura, pur non essendo contrario alla vigilanza privata. Sottolinea che, non potendo intervenire direttamente senza un potenziamento della polizia locale, il rischio è di spendere 60.000 euro l'anno senza reali benefici per la sicurezza. A rispondergli è Muraro. Ma il problema delle forze dell'ordine, che non sono numerose, lo sappiamo anche noi. Ricordo che però la nostra stazione di Mogliano Veneto ha 24 carabinieri ed è una delle stazioni, dopo Treviso, che ha il maggior numero di persone. Abbiamo deciso che le 2 unità in più di polizia municipale interverranno assunte, verranno inserite nel corpo della polizia di Mogliano entro fine anno. Per cui sono tutti palliativi per criticare una cosa che fa bene alla nostra città, che gli è stata spiegata molto bene al consigliere Nilandi, ma sappiamo è dell'opposizione, deve fare politica, sappiamo che ci sono le regionali e forse vorrebbe un posto come candidato alle regionali. Siamo ora alla cronaca che arriva dalle strade del Veneto. È il bilancio della giornata di ieri di una donna morta, una donna di 86 anni morta, Clelia Vietzer. Una tragedia che è successa ieri a Quero. L'auto forse guidata da lei, la dinamica è ancora tutta da ricostruire. In macchina con lei c'era il marito 96enne, la figlia 56enne, la donna di 86 anni che appunto è stata estratta dall'abitacolo dell'auto, come vedete nelle immagini che stanno scorrendo. La donna avrebbe perso il controllo dell'auto, ma appunto la dinamica è ancora tutta da ricostruire. È finita nel fossato, per lei dalle ferite riportate nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi. È stata portata in ospedale al Cafoncello di Treviso in condizioni disperate ed è spirata durante il tardo pomeriggio di ieri, mentre sono ricoverati a Feltre il marito 96enne e 92enne, scusate, e la figlia 56enne in condizioni critiche, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. E questa è la donna, ricordiamo, Clelia Vietzer di 86 anni. Invece è stato ucciso e investito e poi ucciso mentre attraversava la tangenziale. Ha perso la vita così a Rovigo Mendier Singh, di 43 anni, originario del Punjab e residente invece a Fratta di Oderzo, dove viveva con i genitori, la moglie e 2 figli di 14 e 11 anni. Mendier Singh si trovava in quella zona dalla sera precedente, camionista per una ditta di Monastier nella quale lavorano anche uno zio e il cognato. Aveva concluso il proprio turno di lavoro, si è dovuto trovare un posto per sostare col camion. Attorno all'1 di notte si è svegliato e, dovendo ricominciare il turno di lavoro, è proprio lì quando si è consumato il dramma. Uscendo da un bar dopo la colazione ha attraversato la strada ed è stato travolto da un'auto. Per lui anche in questo caso tempestivo l'arrivo dei soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 43enne. 3 persone sono state rinviate a giudizio nell'indagine per falsa testimonianza aperta ai margini di quella sulla morte di Cesare Tiveron, l'immobiliarista travolto in scooter a Padova da un'auto della regione sulla quale viaggiava anche l'allora segretario della Sanità veneta Domenico Mantoan. I fatti risalgono al 2016. L'autista dell'auto ha patteggiato una pena a 1 anno e 2 mesi per omicidio stradale. Il prossimo 11 febbraio in tribunale Mantoan e altre 2 persone dovranno rispondere di falsa testimonianza.
E ancora dalle strade sono weekend nonostante il meteo avverso di grandi esodi da per le città, da e per il mare. Oggi una delle giornate più critiche dell'estate, migliaia di automobilisti in viaggio verso le località di villeggiatura. Dal centro operativo CAV con la polizia stradale il controllo della viabilità. Per noi lì c'è stata la nostra Anna Maria Parisi. Arriva subito il contributo, eccoci. Ci troviamo lungo la 4, uscita Marghera, in questa giornata prevista da Bollino Rosso. Con noi Angelo Gigante, dirigente COPS, centro operativo Polizia Stradale per il Veneto. Buongiorno, dottor Gigante, per fare insieme il punto della situazione prevista per la giornata odierna. Intanto quali i tratti autostradali e comunque stradali del Veneto da tenere maggiormente monitorati, dottor Gigante? Beh, registriamo sicuramente un traffico intenso su tutta la rete, non ci sono delle particolari rete viabile con grande traffico. I servizi di polizia sono stati intensificati e quindi per ora il sistema non ha registrato particolari criticità. Vediamo che sono già diverse le auto dei villeggianti con i camper e le roulotte che stanno affrontando le direttrici verso la villeggiatura, appunto. E quali consigli da dare agli automobilisti in caso necessitassero di aiuti da parte sia di CAV che della Polizia Stradale? Beh, è fondamentale nel caso vi fosse un'avaria al mezzo o comunque qualunque tipo di problema spostarsi subito sulla corsia di destra, sulla corsia d'emergenza e chiamare i numeri per chiedere l'ausilio, che possa essere quello di una forza di polizia o anche quello meccanico. Ecco, è molto importante spostarsi subito sulla destra e togliersi dal traffico più intenso. Ecco, è previsto, visto il numero elevato di auto in transito per questa giornata, un potenziamento degli uomini e mezzi della Polstrada? Sì, certo, i servizi di polizia stradale sono intensificati in questo periodo, come succede per tutta l'estate, in particolare nel mese di agosto. Siamo nei primi giorni di agosto, i servizi sono sicuramente potenziati su tutte le fasce orarie, in particolare quelle di maggiore traffico. Dottor Gigante, un'altra domanda è quella riferita ai mezzi pesanti. Sono previste particolari restrizioni per questa giornata, al di là del fatto che oggi è sabato? Beh, dalle 7 alle 22 di oggi e di domani sarà il blocco dei mezzi, quindi sicuramente questo aiuterà il traffico ordinario a distribuirsi sulla rete. Ultima domanda, consigli per mettersi in viaggio? Preferibile partire alla mattina presto o alla sera tardi? Comunque quali sono i consigli? Beh, forse più che sugli orari conviene ricordare il rispetto delle norme del codice della strada e anche qualche consiglio magari utile, può sembrare anche banale, portare con sé una bottiglietta d'acqua, avere con sé quello stretto necessario che consente anche quello del traffico forse più intenso di far fronte a quelle che sono le esigenze anche fisiologiche di viaggi che spesso sono abbastanza lunghi. Grazie, allora possiamo dire a tutti gli automobilisti buon viaggio a questo punto. Senz'altro buon viaggio e rispettiamo il codice della strada. Grazie al dottor Gigante, dirigente della Polizia Stradale delle COPS per il Veneto. Così da Mestre con la nostra Anna Maria Parisi, ma subito ci spostiamo a Padova, dove la nostra Chiara Gaiani è sotto un acquazzone, allerta gialla in Veneto ancora per il maltempo, ma non parliamo solo di questo, parliamo anche di un gravissimo incidente accaduto in A13, il bilancio di un morto e un ferito. Chiara, buongiorno. Sì, ciao Edi, buongiorno a tutti i telespettatori. In realtà ha spiovuto proprio in questi istanti e qui dove ci troviamo con il collega Federico Cibotto nel territorio comunale di Albignasego è uscito un timidissimo sole, ma come vi sta facendo proprio vedere adesso il collega ci sono delle nuvole minacciose all'orizzonte. Qualche minuto fa ci trovavamo sotto un vero e proprio acquazzone, anche
grandinato per qualche istante, un fronte temporalesco che dal Vicentino si è spostato nel Padovano e si sta tuttora muovendo, che ha causato una grandinata in alcuni comuni ai confini tra Padova e Vicenza, tra i quali Mestrino, Villafranca Padovana, ma anche la stessa città. Vi racconteremo tutto ovviamente nei servizi di questa sera. Un temporale violento che arriva dopo la giornata di ieri pomeriggio solo nella città di Padova, pensate, sono caduti 40 mm di pioggia, ci sono stati dei disagi anche per il forte vento che ha causato la caduta di alcuni alberi, uno anche in zona industriale, e poi anche grandinata con danni alle colture sia nell'alta che nella bassa padovana. Una giornata questa però segnata anche da un terribile incidente stradale. Il punto dove ci troviamo nel territorio di Albignasego, alle mie spalle, ha l'autostrada A13 che vedete a quest'ora è molto trafficata. Sappiamo, lo avete appena ricordato, questa è giornata da bollino nero, erano le 4:30, il traffico non era intenso, quindi diciamo all'alba, ancora era notte in questa zona, quando due furgoni che stavano viaggiando in direzione nord, quindi lungo la A13 diretti verso il punto in cui c'è lo svincolo verso la A4, si sono tamponati per cause in corso di accertamento. Il primo furgone ha anche preso fuoco, per il conducente che era alla guida non c'è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, hanno anche estratto dalle lamiere il conducente, e poi l'arrivo dei soccorsi del SUEM, della polizia stradale che sta ancora lavorando sull'identificazione della vittima. Per ora non ha ancora un nome. Ferito in modo leggero anche il conducente del furgone che ha tamponato, che però è ricoverato con ferite non gravi. C'è stato anche un altro tamponamento tra un autocarro e due veicoli, anche questo senza gravi conseguenze, quindi una giornata di esodo e di bollino nero partita davvero in modo tragico. Direi che da Padova è tutto. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica e ti restituisco la linea. Grazie Chiara, questo è dunque il bilancio della nottata. Vi abbiamo dato conto appunto degli incidenti che sono accaduti tra ieri pomeriggio e questa notte. La ricostruzione di Chiara Gaiani. Terremo monitorate le strade del Veneto anche in questa giornata, e quella di domani weekend, come ricordava Chiara e ricordava anche Anna Maria Parisi, da bollino rosso e nero su diverse strade e autostrade di tutta la regione. E Chiara, l'avete vista, era sotto un acquazzone appena terminato. È allerta gialla infatti per il maltempo, instabilità destinata a perdurare ancora nelle prossime ore, con precipitazioni a tratti intense anche sotto forma di rovesci e temporali e locali grandinate. Per questo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica fino alla mezzanotte di oggi, che dichiara lo stato di attenzione con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutto il territorio regionale, ad eccezione del bacino dell'Alto Piave. E questa mattina molto presto si è registrata una tromba marina ad Albarella. Vediamo le immagini. Ringrazio Renato Capoglia e Marco Galeazzo in regia. Questa è la tromba marina che si è scatenata nel mare davanti ad Albarella, una tromba marina che abbiamo sentito il sindaco di Rosolina si è fortunatamente dileguata proprio in acqua e non ha toccato terra. Ovviamente la spiaggia era mattino presto, non era affollata. Comunque le dimensioni sono state di questa tromba marina erano piuttosto grandi, come vedete visibilissima dalla riva, e ovviamente ha destato preoccupazione. E non è la prima volta che succede ad Albarella una tromba marina, come non è la prima volta che succede in Adriatico. Una condizione, quella del nostro mare, che con il cambiamento climatico, un maggior riscaldamento dell'atmosfera
ha creato delle condizioni particolari affinché queste trombe marine siano sempre più diffuse anche in un mare poco aperto come quello nostro. Un maltempo che continua in realtà da ieri pomeriggio, una notte che ha destato particolare preoccupazione soprattutto nel Padovano con forti rovesci e temporali, ma è ancora in atto la conta dei danni causati dal temporale che si è abbattuto ieri pomeriggio sulla città di Padova e in tutta la provincia. 40 mm d'acqua in meno di un'ora ha lasciato una scia di danni causati dal forte vento anche in città, il violento temporale che si è abbattuto intorno alle 16 di venerdì sul Padovano. Alberi caduti in via Fistombe, anche in zona industriale, in via Lisbona, via dei Colli, che come accade puntualmente e come puntualmente il gestore di questo locale denuncia, si trasforma in un fiume con l'acqua che non riesce a trovare una via di fuga. Ha tracciato una sorta di linea nord-sud il temporale che ha creato disagi anche nell'Alta Padovana, con una grandinata che ha colpito in particolare il comune di Grantorto e a sud i comuni di Anguillara Veneta e Boara Pisani. Qui ad avere la peggio le colture. Nell'Alta Padovana si sono registrati danni consistenti alle coltivazioni di mais, a vigneti, orti e frutteti per i chicchi di grandine caduti con insistenza per almeno 20 minuti. Lungo il corso dell'Adige tra Anguillara e Boara colpite le serre di ortaggi e frutta, dove la grandine è riuscita a rompere perfino le reti protettive, con aziende che hanno detto addio in pochi minuti all'intera raccolta della stagione. E su tutta la provincia resta fino a domani l'allerta gialla per temporali. Così dal Padovano, ma non va meglio nemmeno nella Marca trevigiana. Ieri sono state violente le piogge con anche un forte vento, diversi gli interventi per rami caduti, soprattutto nella zona della Castellana. A Treviso invece il sottopassaggio della stazione riaperto 2 sere fa, ci sono state nuove infiltrazioni d'acqua ed è scoppiata per l'ennesima volta la polemica sul sottopasso. Vento e pioggia intensa. La Marca torna a fare i conti con una nuova ondata di maltempo. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco da Mogliano ad Asolo, soprattutto per taglio di rami e alberi pericolanti. A Castelfranco, a Treville per l'esattezza, proprio un grosso ramo si è staccato finendo in mezzo alla strada, fortunatamente senza che nessuno venisse colpito. Nessun ferito nemmeno a Resana, dove all'interno di un'azienda un albero è caduto sopra un camion. Bomba d'acqua a Treviso, dove nel sottopassaggio della stazione ferroviaria riaperta nelle ultime ore, dopo 6 mesi di chiusura per lavori di riqualificazione, ci sono state alcune infiltrazioni d'acqua. Sul posto è arrivato l'assessore Zampese, che si è confrontato con i tecnici di RFI. Non c'è stato nessun allagamento, c'è stato uno sversamento limitato qui dove proprio ci troviamo noi, che tra l'altro veniva dall'alto e non aveva le motivazioni della scorsa volta, quindi non veniva dalle falde, dal basso. Il problema sarebbe da ricondurre ai lavori della pavimentazione del primo binario. E stanno rifacendo tutto un sistema di lattonerie nella pavimentazione del primo binario che dovevano finire oggi e che quindi con la pioggia ovviamente non hanno finito il lavoro e un'infiltrazione è entrata da lì. Il sottopassaggio non è mai stato chiuso e prontamente i tecnici hanno provveduto a ripulire la zona interessata dall'infiltrazione. RFI ha assicurato che questo problema dovrebbe essere risolto in maniera permanente. L'opposizione in Consiglio Comunale è subito andata all'attacco del sindaco Conte e della Giunta. All'amministrazione comunale chiediamo, dice il Dem Marco Zabai, che pretenda da RFI risposte chiare e certe. Non è possibile che alla prossima pioggia si torni come prima. Ecco che siamo di nuovo da capo, neanche a 24 ore dalla riapertura del sottopasso di nuovo ci troviamo problemi di natura idraulica. Ecco, forse quando si è voluto annunciare in pompa magna di aver risolto tutti i problemi bisognava forse chiedere, piuttosto che risposta all'opposizione, bisognava chiedere la certezza che i lavori fossero stati fatti l'opera d'arte. Ritengo sia giusto che RFI effettui tutte le verifiche necessarie per accertare eventuali criticità e l'origine di eventuali filtrazioni, ha detto il sindaco Mario Conte. Personalmente sono sempre stato abituato a prendermi le mie responsabilità, ma in questo caso è chiaro che se dovessero verificarsi nuove chiusure non esiteremo ad agire nei confronti di RFI. I cittadini non devono subire altri disservizi. In ogni caso, ha concluso il primo cittadino, è bene precisare che il sottopassaggio non è mai stato chiuso e il problema è stato risolto immediatamente.
Ed oggi ricorre invece l'anniversario del disastro che costò la vita a 4 persone al molinetto della Croda di Refrontolo. Ora gli eredi di una delle vittime tornano a chiedere giustizia. Sì, buonasera, siamo una compagnia qui, siamo bloccati al molinetto della Croda. Sì. E abbiamo anche un ferito perché l'acqua adesso è venuta, l'acqua è andata staripata, adesso abbiamo un ferito anche abbastanza grave. È una tragedia che la nostra comunità non dimenticherà mai e la ricorda non solo il 2 di agosto, ma vi garantisco che la ricorda ogni volta passa per il sito del molinetto della Croda. Era la sera del 2 agosto 2014 quando un violento temporale colpì la zona. Il torrente, ingrossato in pochi minuti, straripò, travolgendo la tensostruttura dove si stava svolgendo la tradizionale festa degli Omi. L'acqua e i detriti non lasciarono scampo a 4 persone travolte e uccise dalla furia del fiume. A 11 anni dalla tragedia del molinetto della Croda a Refrontolo, la vicenda giudiziaria non è ancora finita. Gli eredi di Luciano Stella, una delle 4 vittime dell'esondazione del torrente Lierza, hanno presentato una nuova causa civile al Tribunale di Treviso chiedendo un risarcimento di 1.800.000 euro al Comune di Refrontolo, alla Pro Loco e ad alcuni componenti dell'allora Consiglio direttivo. Diciamo, a 11 anni dalla tragedia, riattivare un'altra causa civile per avere un risarcimento danni. Ecco, io non commento la scelta, dico solo che fa molto male e io mi preoccupo molto dei vivi in questo caso qui, perché sono andati a colpire dei soggetti, dei privati, gente comune, diciamo, che neanche sapevano, magari quella sera c'erano lì le persone che stavano facendo questa festa e, ripeto, dopo 11 anni si vedono chiedere nuovamente 1.800.000 euro di risarcimento danni. Fa male perché queste persone ne soffrono, c'è chi si è rivolto allo psicologo, chi ha delle criticità, perché non tutti reagiamo poi alla stessa maniera e, ripeto, io mi preoccupo più per loro che per altri, questo onestamente mi sento di dirlo. La nuova citazione in giudizio coinvolge anche gli eredi di 2 ex membri del direttivo, nel frattempo deceduti. Una prima causa civile con una richiesta di risarcimento complessiva di 2,5 milioni di euro si era interrotta 4 anni fa senza arrivare a sentenza. Nel frattempo anche la giustizia penale si era espressa. Nel 2020 tutti gli imputati erano stati assolti dall'accusa di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. La prima udienza della nuova causa è fissata per il mese di settembre. L'anniversario della tragedia riapre dunque vecchie ferite e riaccende il dibattito su responsabilità e risarcimenti mai del tutto chiariti. Così da Refrontolo, ma ci spostiamo nel Bellunese perché sono passati 7 anni dopo Vaia. A Roccapietore stanno per concludersi gli ultimi 4 cantieri. 100 milioni di spesa per quasi altrettanti cantieri. Questa è la storia di Roccapietore nel dopovaia. La tempesta che colpì quasi 200 comuni ebbe in quello della Marmolada e dei Serrai di Sottoguda il suo epicentro. Oggi sono stati visitati gli ultimi 4 cantieri ancora aperti. Nel solo comune di Roccapietore abbiamo investito 100 milioni di euro per 93 cantieri, gran parte dei quali sono terminati, come quello che sta alle nostre spalle. Qui eravamo proprio nell'epicentro quella sera, qui si sono accumulati metri di detriti, di materiali che ostruivano naturalmente la strada al nostro fianco, ma anche quella alle nostre spalle, e quindi qui siamo veramente in quello che è stato l'epicentro. Noi abbiamo investito non solo per ripristinare i danni, ma anche per migliorare la sicurezza che c'era prima. Chi viene oggi a Roccapietore difficilmente potrebbe immaginare quanto accaduto allora, e lo dimostrano le ormai oltre 30.000 presenze registrate dopo il loro recupero nei serrai di Sottoguda. Il comune di Roccapietore ha subito moltissimi danni, è stato il comune sicuramente più colpito del Bellunese. Noi oggi veramente è una bellissima giornata perché possiamo vedere dopo oltre 7 anni e possiamo toccare anzi con mano tutte le opere che sono state realizzate in questi anni, non solo per la protezione idrogeologica ma anche per la protezione civile nostra, della nostra popolazione. Mantenere la popolazione nelle nostre valli, nelle nostre montagne è sicuramente sempre più difficile, quindi riuscire a garantire la sicurezza è un grande passo per la nostra comunità. Andiamo in pubblicità, subito dopo ci collegheremo con i nostri colleghi di Udine per gli ultimi aggiornamenti sull'omicidio di Gemona. Tra poco.
Siamo tornati in diretta. Prima di collegarci con i nostri colleghi da Udine ripercorriamo quanto successo a Gemona, l'omicidio in Via dei Lotti il giorno dopo il drammatico fatto di sangue, la ricostruzione. Il giorno dopo il drammatico e macabro ritrovamento del corpo di Alessandro Venier all'interno della propria abitazione. Siamo tornati al civico 47 di Via dei Lotti in Borgo Taboga, Gemona del Friuli. Un'area residenziale a pochi passi dalla statale Pontebane e dal fiume Tagliamento, dove la serenità tipica della campagna squarciata da questo fatto di sangue. La calma dopo la tempesta, bocche cucite da parte dei vicini che non rilasciano dichiarazioni alla stampa, salvo qualche eccezione a distanza che emette qualche flebile parola, ma nulla più, rimarcando il fatto che la vera vittima è la signora Lorena, che ha subito per anni un figlio orco padrone, capace solo di sottometterla alle sue volontà. Una donna capace di tirarsi sulle maniche, caposala dell'ospedale di Gemona, lavorare per portare a casa uno stipendio per mantenere prima 3 e da 6 mesi 4 persone, dopo l'arrivo dell'amata nipotina. Lorena era una persona conosciuta all'interno dell'ambiente sanitario e anche probabilmente nella borgata. Io personalmente non lo conoscevo bene, l'avevo solamente incontrata, credo, all'interno dell'ospedale sotto la sanitaria. Non posso ovviamente dare nessun giudizio assolutamente, perché non conoscendo la famiglia e non conoscendo nessuna dinamica all'interno della stessa è difficile esprimere giudizi. Ecco. Una famiglia distrutta, segnata per sempre da un'indelebile linea nera. Ora gli occhi puntati sulla piccola di 6 mesi, altra protagonista di questa triste vicenda, sua insaputa da tale età, affidata ai servizi sociali, con il comune in prima linea da subito per cercare di darle un futuro migliore. Nel dramma che ha coinvolto questa famiglia, che di fatto è una famiglia distrutta, la nostra principale attenzione in questo momento è per la bambina, ha solo 6 mesi di vita, quindi stiamo cercando ovviamente assieme ai servizi sociali del comune di gestire la situazione al meglio, lo stiamo facendo e qui va la nostra più grande attenzione in questo momento, sta preparando per lei un percorso di vita ovviamente migliore di quello che avrebbe dovuto affrontare. E per noi in diretta proprio da Udine c'è Francesco Pezzella con Alessandro Fiermonte, che saluto e ringrazio per il collegamento. Che novità ci sono, Francesco? Buongiorno. Sì, buongiorno. La novità è che oggi si è tenuta l'udienza per la convalida del fermo di Meilin Castro Monsalvo, 30 anni, la convivente colombiana di Alessandro Venier, 35 anni, assassinato. La mamma Lorena Venier, 61 anni, ha confessato il delitto ed è l'unica ad aver rilasciato delle deposizioni, delle dichiarazioni, è stata l'unica a rispondere all'interrogatorio, sia nella giornata di giovedì, quando era stata già interrogata dal pubblico ministero Giorgio Mirillo, titolare del fascicolo, sia oggi davanti al giudice per le indagini preliminari Maria Rosa Persico. Per quanto riguarda Meilin Castro Monsalvo, ieri in carcere era stata colta da un malore, era stato necessario il ricovero in ospedale, dunque l'interrogatorio da parte del pubblico ministero era stato annullato, rinviato, non c'è stato. La donna è però comparsa questa mattina regolarmente davanti al GIP, dove però si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Questo dal punto di vista delle presenze, degli interrogatori di questa udienza di convalida. La convalida dell'arresto del fermo c'è stata, il giudice si è invece riservato sulle richieste della difesa di Lorena Venier di una misura di custodia cautelare meno afflittiva del carcere che ha chiesto il pubblico ministero sia per lei che per la convivente Alessandro Venier, mentre per Meilin Castro Monsalvo gli avvocati difensori hanno chiesto di poter prevedere un regime di detenzione che consenta, nel caso venga confermata la custodia cautelare in carcere, un regime che consenta di poter comunque prendersi cura e di stare vicino alla bambina di 6 mesi, e questo è previsto dalla legge per le donne che sono genitori di bimbi con meno di 1 anno di età. Ma veniamo a quella che è la contestazione dell'accusa della procura nei confronti delle 2 donne. L'accusa è di omicidio volontario pluriaggravato, premeditato, in concorso. La premeditazione nasce dal fatto che hanno appurato gli investigatori, poi ci sarà naturalmente ancora da accertare alcune cose, che la calce con la quale è stato coperto il corpo fatto a pezzi nascosto in un bidone della spazzatura è stata acquistata su Amazon da un account che fa riferimento a Lorena
Venier, la mamma di Alessandro Venier, ed è stata acquistata prima del delitto che al momento come data è il 25 luglio, perché? Perché è stata fornita questa data direttamente da Lorena Venier, che si è accusata, ha confessato pienamente il delitto, come detto, e anche chiarito il movente. Sul movente nessuno si è voluto sbilanciare, quello che possiamo dire è che sono esclusi i futili motivi ed è escluso che possa centrare nel movente di questo delitto l'intenzione di Alessandro Venier di partire per la Colombia e di portare con sé la bambina. Questo è stato escluso, tuttavia non ci sono dei dettagli specifici, particolari sul movente che ha scatenato la furia omicida di Lorena Venier e di Meilin Castro Monsalvo. Abbiamo intercettato gli avvocati e vi faccio ascoltare subito le parole di Giovanni Denardo, che è l'avvocato di Lorena Venier, che darà alcuni particolari proprio in merito all'indagine, all'impianto accusatorio e sull'acquisto della calce, che al momento è l'elemento determinante per la contestazione dell'aggravante della premeditazione per entrambe le donne. Adesso non entro nel merito, voglio dire, abbiamo già detto, la signora ha confermato, l'impianto accusatorio è quello, la contestazione è stata cristallizzata e formalizzata in un capo di imputazione piuttosto complesso e grave. Ha mostrato un po' di pentimento per quello che ha fatto? Ma certamente la signora è consapevole di quello che ha fatto, è evidente una signora che se ha fatto, ripeto, una cosa così grave, a monte ci deve essere una ragione altrettanto grave. L'ha spiegata? L'ha spiegata, l'ha ampiamente spiegata, sin da subito. No, non do nessun accenno, è ovvio che la figura del figlio sarà una figura da approfondire, le dinamiche familiari. Ma c'erano episodi di violenza? Non confermo, non entro nel merito di quelle che sono state le dichiarazioni. Materialmente chi ha smembrato il cadavere? Anche queste sono dichiarazioni che non intendo rilasciare. E Alessandro voleva andare in Colombia? Alessandro aveva un rapporto con la Colombia, aveva acquistato un terreno ed era sua intenzione quella di andare in Colombia. Ripeto, non è elemento che possa avere attinenza con il movente del gesto. Allora, se ci può dare qualche spunto? No, il movente è quello, insomma, voglio dire, nell'ambito familiare, via, dobbiamo andare a verificare le dinamiche familiari, è quello il movente. Ripeto, una condotta che la signora sa essere la più grave possibile, l'ha detto piangendo in questa sede, è evidente che non si può parlare di pentimento, perché voglio dire, siamo talmente, non saprei neanche come definire la situazione di una mamma che è consapevole di aver fatto quello che ha fatto. L'utilizzo di un cordino è stato accertato per soffocarlo? Non intendo rilasciare dichiarazioni nel merito di quelle che sono le indagini, insomma. Quindi neanche l'utilizzo di questi farmaci per soddirlo? Ripeto, qua sono domande che entrano nel merito, quindi ripeto, la signora ha confermato, direi che questo Possiamo sapere come mai hanno tardato a chiamare i soccorsi? Dopo 5 giorni hanno chiamato i soccorsi? Diciamo, non sono stati chiamati i soccorsi, c'è stata una telefonata successivamente, ma non sono stati chiamati i soccorsi. Non direi che la telefonata sia stata per chiamare i soccorsi, ecco, direi che per ammettere la propria responsabilità. Possiamo dire che l'elemento della calce acquistata prima fa parte della contestazione di premeditazione? È un elemento rilevante, forte, insomma, no? Ecco, voglio dire, questo è quanto. Va bene, adesso attendiamo il provvedimento. La procura ha chiesto la convalida dell'arresto, la difesa si è opposta per una questione prettamente procedurale, insomma non c'era la flagranza del reato già nelle immediatezze, questo non vuol dire che non possa essere disposta in ogni caso la misura cautelare, la signora ha reso ampia confessione, non ci sono altre esigenze che non possano essere soddisfatte con una misura meno gravosa di quella in carcere, insomma. Queste le dichiarazioni dell'avvocato Denardo, che è l'avvocato difensore di Lorena Venier. Inizialmente era stato nominato come avvocato d'ufficio, ma è stato confermato anche come avvocato di fiducia. Avete sentito, sul movente non si sbilancia nessuno, è soltanto escluso che possa centrarci il viaggio previsto di Alessandro Venier in Colombia, con l'intenzione di portare eventualmente con sé anche la bambina di 6 mesi. Per quanto riguarda invece gli avvocati di Meilin Castro
la convivente della vittima. Gli avvocati sono Federica Tosel e Francesco De Caro, abbiamo intervistato anche loro. In uno dei passaggi si farà riferimento anche alla crudeltà, che non fa parte delle aggravanti che sono state contestate alle due donne gravemente indiziate di questo omicidio. Sentiamo i due avvocati, dopodiché la linea può tornare allo studio. Qui da Udine è tutto. Il giudice si è riservato sulla richiesta della procura che ha chiesto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, e la contestazione è quella dell'omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dalla presenza di una minore, di una bimba piccola, e noi abbiamo chiesto, ci siamo rimessi sulla convalida ovviamente del fermo, ma abbiamo chiesto quella speciale custodia attenuata per detenute madri di prole inferiore all'anno, che appunto è prevista dalla legge d'aprile di quest'anno. Poi peraltro la premeditazione in base a quale elemento è stata contestata? Da quello che ho capito dalle dichiarazioni della signora Venier. Ma cosa ha detto la signora? Quando avrebbero acquistato questa cacciavite? Guardi, chiedeteglielo al difensore. Ok. Come l'avete trovata rispetto a ieri la ragazza? È confusa, è molto rallentata nell'eloquio e nei movimenti, però insomma adesso abbiamo quantomeno il fascicolo e possiamo cominciare a parlarne. Ma ha preso coscienza di tutto ciò che è accaduto? Ieri non ce l'aveva, oggi il giudice gliel'ha descritto proprio con parole molto semplici, perché poi dobbiamo sempre pensare che questa è, per quanto parla molto bene in italiano, è una ragazza di lingua spagnola, ma il giudice con un'attenzione, una chiarezza terminologica sufficiente l'ha proprio descritto. Che reazione ha avuto lei? Si è avvalsa la facoltà di non rispondere. No, gli contestano il vilipendio, gli contestano l'occultamento, ma la crudeltà per il momento non. Ma sa, la crudeltà peraltro non è sinonimo della crudeltà che utilizziamo noi in termini giornalistici o quotidiani. La crudeltà giuridicamente rilevante come un aggravante è una cosa un po' diversa. È stata fatta una constatazione specifica ad una delle due su chi materialmente ha diviso il corpo? Sono in concorso. In concorso su tutto. Così è il capo di imputazione. Poi c'è chi ha istigato, però insomma lo vedremo. Chi avrebbe istigato? Lo vedremo. Così insomma gli avvocati. Ringraziamo i nostri colleghi da Udine sul caso che è diventato ormai un caso di rilevanza nazionale. È intervenuto anche il presidente della regione Fedriga, sentiamo le sue parole. Presidente, visto cosa è accaduto a Gemona del Friuli, ovviamente è un caso particolarmente crudo. Sì, dopo seguirà ovviamente la magistratura quanto avvenuto, ci saranno approfondimenti del caso. Sicuramente è impressionante che nella nostra comunità possano venire fatti e delitti così efferati, però non sono in grado ovviamente di fare altre valutazioni. E ci arrivano in diretta delle immagini del maltempo. Siamo a Rubano, in provincia di Padova. Questa la dimensione, adesso eccola, la dimensione dei chicchi di grandine che è scesa proprio in questi minuti. Era collegata poco fa con noi la nostra Chiara Gaiani dal Padovano sotto un'acquazzone. Bene, in zona Rubano è scesa anche la grandine, queste le dimensioni. Abbiamo anche un'altra foto che ci testimonia insomma la portata di questo fenomeno e un video proprio della zona di Rubano. Eccolo in onda, ci arriva direttamente proprio dai colleghi in zona. Attendiamo le prossime ore per capire se ci sono stati danni importanti a ovviamente colture e abitazioni. Insomma, capiremo anche l'entità di questa ennesima grandinata. Siamo alla cronaca, rimaniamo verso il Rodigino. È stata violentata a 17 anni lo scorso 12 luglio ad Albarella, è stato arrestato l'aggressore. Solo pochi giorni fa, sempre nell'isola, è accaduto un altro grave fatto. Un 16enne aveva coltellato un 27enne vicino al campo sportivo dopo una lite violenta.
Al Barella, isola esclusiva dei VIP nel delta del Po. Il 12 luglio una 17enne turista straniera è stata violentata da uno sconosciuto. La giovanissima ha immediatamente presentato denuncia. Ora l'aggressore è stato identificato ed arrestato. Si tratta di un 44enne di Adria, messo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Una misura cautelare decisa per i gravi indizi a suo carico e per evitare la reiterazione di reati della stessa specie. Deve rispondere della grave accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di minore. Secondo le indagini degli investigatori, la 17enne si trovava in spiaggia quando sarebbe stata avvicinata dall'uomo che con un pretesto l'avrebbe attirata in un luogo appartato. Qui si è consumata la violenza. Le indagini delegate dalla Procura di Rovigo e Carabinieri della stazione di Rosolina, competente per territorio, hanno consentito di arrivare alla identificazione dell'indagato attraverso l'acquisizione dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi dell'isola dove è avvenuto il reato. Non solo, i militari dell'Arma hanno anche provveduto a raccogliere informazioni sentendo alcune persone che sarebbero informate sui fatti. La vittima avrebbe infine riconosciuto il suo aggressore. Ancora giovanissimi protagonisti, si tratta di due sedicenni che sono state denunciate per aver aggredito altre due coetanee, vengono fermate dai carabinieri in pieno centro a Padova. Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Padova hanno denunciato due sedicenni perché ritenute responsabili del reato di tentata rapina in concorso. I militari vengono chiamati in via Altinate, pieno centro di Padova, dove era stata segnalata un'aggressione ai danni di due ragazze. Giunti immediatamente sul posto e raccolta la segnalazione di una collega libera dal servizio intervenuta in supporto delle ragazze aggredite, i carabinieri fermano poco distante le autrici dell'aggressione, che hanno subito ammesso di aver avuto una lite con due coetanee. Ascoltati i testimoni presenti e le vittime, che hanno precisato di essere state aggredite mentre erano in bicicletta e che a una di esse è stata tolta la borsetta, i carabinieri hanno così denunciato le due sedicenni alla Procura dei minori per il reato di tentata rapina in concorso. Siamo nel Vicentino perché iniziano gli abbattimenti per la TAV nel comune. Alcuni proprietari di Viale Verona però non hanno ricevuto la notifica per l'esproprio. Gli stabili nel frattempo vengono occupati da sbandati. I lavori della TAV nel comune di Vicenza si fanno sempre più evidenti nella zona ovest della città. Oltre ai cantieri sono iniziate anche le operazioni di abbattimento degli stabili destinati a fare posto alla tratta ferroviaria dell'alta velocità. Un progetto complesso e pianificato da tempo, eppure ci sono situazioni particolari non ancora affrontate, come questo edificio di Viale Verona a lato del cavalca ferrovia Ferreto de Ferreti. Teoricamente andrebbe completamente abbattuto, ma al suo interno risiedono ancora proprietari di inquilini che non hanno ricevuto alcuna notifica ufficiale né tantomeno indennizi per l'esproprio. Nel frattempo le aree commerciali disabitate sono preda di drogati e balordi che le occupano abusivamente, minacciando la sicurezza di residenti e passanti. Alle nostre spalle abbiamo l'edificio dove noi attualmente siamo residenti, viviamo, mia sorella ha 2 bambini piccoli, io abito qua, c'è anche mio cognato, e l'edificio a fianco è stato svuotato da Iricav perché hanno preso possesso dell'edificio, non lasciando comunque le vetrine aperte che sono state ovviamente sfondate e occupate. All'interno le finestre sono aperte dell'edificio, quindi verrà occupato immediatamente e anche il nostro edificio verrà demolito, ma non sanno espropriarci, non sanno darci risposte, non sanno dirci quando. Noi ci hanno detto che ad agosto inizieranno le demolizioni, ma noi siamo ancora qui, dove andiamo? Cosa facciamo? Non lo so. La nostra situazione è simile, nel senso noi invece siamo proprietari di attività, è un po' anche difficile il rapporto con gli inquilini ovviamente perché loro pagano l'affitto, vogliono che la loro attività sia garantita e noi siamo un po' in difficoltà nel rispondere. Anch'io proprietaria, stesse problematiche, mi viene da aggiungere anche appunto che questa situazione di degrado, ci sono anche escrementi, quindi esattamente gli inquilini delle attività commerciali si ritrovano a far fronte a situazioni un attimo così problematiche e non sono rassicurati per niente. Qua bisogna stare molto attenti, è un problema enorme, anche perché diventa un punto di spaccio. Io vedo adesso che viene buio tardi, ma quando si accorce le giornate
Qua escono dall'acqua a bicicletta, anche questa mattina c'è il spacciatore qua. C'è la macchina ferma, arriva con il monopattino in bicicletta, dà le dosi. Devono tassativamente vigilare. E proprio i proprietari dell'immobile di Viale Verona hanno poi incontrato i rappresentanti del comune, prefettura e amministrazione, hanno mediato con Iricav il nodo sfratti e il sindaco dichiara la situazione sotto controllo. Il Comune, dopo aver incontrato i cittadini dell'immobile di Viale Verona, si è fatto interprete delle loro richieste nei confronti di Iricav, che conferma la necessità dell'abbattimento dell'intero stabile. La soluzione adottata è quella di sospendere ogni tipo di demolizione effettiva per dare modo agli inquilini di trovare una soluzione alternativa. Lo sfratto ufficiale verrà formalizzato agli interessati la prossima settimana. C'è stata questa mattina un momento di confronto con Iricav, proprio per fare il punto sui cantieri. È confermato quanto si sapeva già, cioè che nel mese di agosto inizieranno le prime demolizioni. Da parte dell'amministrazione comunale c'è la massima attenzione e la richiesta ad Iricav di comunicare, di fare in modo di informare i cittadini nel modo giusto e nei tempi giusti. Nel frattempo proseguono i lavori di smantellamento della prima palazzina destinata all'abbattimento in Viale San Lazzaro per fare posto ai binari dell'alta velocità. Secondo il cronoprogramma, questo sarà l'unico immobile ad essere demolito nel mese di agosto. Le ruspe entreranno in azione tra una decina di giorni, dopo il completamento dei lavori di smantellamento degli interni. In questa palazzina risiedevano alcune delle famiglie che non avevano trovato alloggi alternativi, ma che alla fine hanno trovato una nuova collocazione. Voglio sottolineare ancora una volta che c'è stato un lavoro di squadra straordinario nel nostro territorio. Penso alla prefettura, penso a tutto il mondo del sociale, agli stessi inquilini, anche poi a Iricav, che ha dato una mano a sistemare alcuni immobili, perché con 180 nuclei familiari che dovevano trovare una nuova collocazione, essere riusciti a farlo in maniera ordinata, dando a tutti la possibilità di trovare una nuova collocazione, aiutando quelli che alla fine non ce l'avevano fatta, è stata veramente un'impresa frutto del lavoro e dell'impegno di tutti. Da Vicenza ci spostiamo nel veneziano, siamo a Dolo, la storia di due fratelli che a 60 anni con la loro cagnolina hanno perso la casa per aver accumulato troppi debiti e ora dormono da un amico, ma ancora per un tempo incerto. La soluzione resta temporanea. Il caso ce lo racconta Anna Maria Parisi. Da giovedì notte dormono ospiti a casa di un amico, ma fino al giorno prima i due fratelli sfrattati di Dolo di 62 e 63 anni avevano fatto del giardino del municipio la loro casa, con la panchina divenuta il loro rifugio di fortuna, con loro sempre la cagnolina mezza cieca che non hanno mai voluto abbandonare né lasciare in custodia ad alcuno, ma la loro storia è tutt'altro che chiusa. L'attuale sistemazione è temporanea, con l'incognita di una reale durata, ci dice uno dei due fratelli raggiunto al telefono. La preoccupazione è che soggetti così fragili e indifesi di notte siano preda di gruppi malintenzionati. Lo sfratto legato alle condizioni dell'appartamento, trasformato col tempo in una sorta di discarica a causa del vizio compulsivo dei due fratelli di accumulare oggetti. Il comune di Dolo sta gestendo veramente tante situazioni complesse, abbiamo anche moltissime risposte ma non sono sufficienti. Nel nostro territorio sono presenti 250 alloggi popolari, 11 di emergenza abitativa, 2 co-housing, 2 gruppi appartamento, abbiamo aperto uno sportello casa per andare incontro a tutte le difficoltà che le persone incontrano. Nonostante disagi evidenti, i due fratelli finora hanno rifiutato ogni aiuto arrivato dall'amministrazione comunale. La loro richiesta è precisa: vogliono una casa in campagna con un giardino dove tenere la cagnolina e tutto quello che sono riusciti a salvare, mobili, ricordi, un pezzo di vita, insomma. È un rifiuto inspiegabile, se non questo attaccamento morboso alla loro cagnolina, che però nel momento in cui si è potuto dare un'offerta anche di accudimento dell'animale, il fatto di potersi separare ha generato proprio un no a qualsiasi tipo di soluzione. E ci si domanda, quando si è perso tutto, è meglio incaponirsi, rifiutare ogni aiuto o accettare di avere bisogno di una mano tesa?
Mi sono sentito di riprovarci, purtroppo la risposta è stata sempre no e quindi veramente c'è da interrogarsi, no? su come intervenire in casi come questi dove occorre certamente tanta umanità, però forse anche una disponibilità verso una corrispondenza che una solidarietà deve avere. Cambiamo argomento, ma restiamo nel veneziano perché si è conclusa con il recupero della refurtiva e con 2 denunce tra le province di Padova e appunto Venezia l'indagine sul furto commesso nel Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme. Recuperati dai carabinieri di Battaglia Terme gli oggetti trafugati dal Museo della Navigazione Fluviale nel febbraio scorso. Le indagini, coordinate dalla Procura di Padova, hanno portato i militari a perquisire un'abitazione e un magazzino in provincia di Padova. Lì i carabinieri hanno recuperato numerosi beni di valore storico e culturale, tra cui libri, fotografie d'epoca, documenti e oggetti legati alla navigazione fluviale. In una seconda perquisizione in provincia di Venezia, all'interno di una casa, sono stati rinvenuti e sequestrati 3 modelli di imbarcazione riconducibili alla collezione del museo. 2 italiani sono stati denunciati per furto e ricettazione. Tutti i beni recuperati, come disposto dai magistrati, sono stati invece restituiti al comune di Battaglia per essere ricollocati nel Museo della Navigazione Fluviale. Un'operazione, questa dei carabinieri, che ha permesso così di restituire simbolicamente al sindaco e quindi a tutta la collettività un patrimonio culturale rilevante che fa parte dell'identità e della storia della Bassa Padovana. Apriamo una breve pagina politica. Ieri il brindisi delle 8 del mattino per la tradizionale festa del 1° agosto. Giovanni Manildo, Mario Conte e Roberto Marcato appunto hanno brindato insieme per alle regionali d'autunno. Lo hanno fatto all'ultimo miglio di Treviso per la tradizionale ombra di bianco del 1° agosto, ma non sono mancati messaggi interni e agli avversari. In bocca al lupo a chi si candida. Perché non mi guardi? Ti cercavo. Non mi guarda. Ti cercavo, ma proprio che c'è Antonella, che c'è Toni, che c'è Marcato. Non lo so ancora. Vai con Giovanni. Sì ragazzi, viva l'amicizia sempre. Sembra mettere tutti d'accordo l'ombra di bianco che, come tradizione vuole, deve essere sorseggiata il 1° di agosto di buon mattino. Così è stato all'ultimo miglio di Treviso, dove il brindisi augurale è stato decisamente bipartisan, con almeno un candidato presidente, Giovanni Manildo per il centro-sinistra, e 2 papabili per il centrodestra, i leghisti Mario Conte e Roberto Marcato, entrambi in attesa di conoscere l'esito del tavolo nazionale fra leader, già rinviato diverse volte nell'arco di una settimana. Vogliamo fortemente la candidatura di un presidente leghista, però questo dipende dal tavolo nazionale. L'appello che facciamo è quello di far chiarezza quanto prima, non tanto per noi che poi saremo coloro che correranno nei territori, ma per gli elettori che vogliono passare dalla fase dei nomi e delle trattative politiche alla fase dei programmi e della visione dei territori. Presidenza alla Lega che viene subito rilanciata da Bulldog Marcato, reduce dalle polemiche sul suo no alla lista Zaia, presidenza che però da sola pare non bastare. Anche qua non può che la candidatura della Lega poi cannibalizza qualsiasi altra prospettiva, cioè in giunta non c'è traccia di assessori della Lega e in consiglio arriviamo con 3 consiglieri, perché allora sarebbe comunque un disastro. Cioè, bisogna fare politica, è inutile qua arrabbiarsi per qualsiasi scherzo, bisogna fare politica e politica significa fare delle trattative a rialzo, non a ribasso. All'ultimo miglio il popolo leghista in prevalenza, considerando anche gli ex come Gian Antonio D'Arè, e non manca un esponente dei meloniani, data in rampa di lancio per Palazzo Ferrofini, Gloria Sernagiotto, assessore a Treviso. La Meloni vuole il miglior candidato per il Veneto, come tutti noi del resto, per cui sapremo trovarlo, sapremo fare sintesi, lo dobbiamo ai nostri elettori. Ma il
il 1 agosto non è affare solo leghista, parla di tradizioni venete lo stesso Manildo, il tema identitario fa intendere non è monopolio di nessuno. Una tradizione delle nostre campagne, i Dodeide e Vin Bianco sono una tradizione che anche mia nonna e mio papà tramandava, quindi è proprio bello trovarsi e è un segno della nostra identità e lo guardiamo con affetto e tenerezza. Cici ragazzi, viva l'amicizia, viva il 1 agosto! E proprio con il Comune di Treviso, con il sindaco Mario Conte, il sindaco di Cortina ha firmato ieri un patto che è sia istituzionale che culturale per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sentiamo di che si tratta. È un'iniziativa che stiamo mettendo a terra per le Olimpiadi per quanto riguarda i vigili e la protezione civile, ma anche un'ottima collaborazione per quello che è lo sviluppo artistico e culturale che Treviso sta facendo. Cortina chiama, Treviso risponde. In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026, il comune bellunese chiama in forza i principali comuni veneti per chiedere che vengano dati rinforzi in termini di agenti della polizia locale e personale della protezione civile per riuscire a gestire al meglio la sicurezza in quei 2 mesi in cui Cortina sarà al centro del mondo sportivo. Firmato per questo con la città di Treviso un protocollo di patto di amicizia, parla il sindaco Mario Conte. Metteremo a disposizione la nostra polizia locale e la nostra protezione civile e ringrazio anche il comune di Cortina perché diventerà anche un po' la nostra vetrina per gli eventi culturali a partire dalla mostra da Picasso a Van Gogh di Marco Goldin. Collaborazione tra i 2 comuni che prevede dunque un impegno amministrativo ma anche culturale. Focus principale sarà anche la comunicazione gestita attraverso canali digitali, creando una rete di promozione turistica interterritoriale anche in ottica post-olimpica. Sui numeri degli agenti, ora la palla invece passa ai tecnici. I rispettivi comandanti della locale infatti già dai prossimi giorni cominceranno ad incontrarsi per stabilire di quanti uomini e donne il comune di Cortina avrà necessità. Per il momento si sa che i turni saranno settimanali per consentire una rotazione degli agenti in forza. Noi abbiamo 7 vigili urbani, dovremo arrivare dai 30 ai 40 almeno per garantire il servizio che ci viene chiesto dal CIO e su quello ci stiamo muovendo. Noi metteremo a disposizione tutte le forze che possiamo mettere compatibilmente con quelle che sono anche le esigenze della nostra città. Ma il sindaco anticipa le polemiche sulla sicurezza in città. Io continuo a rappresentare la 3ª città più sicura d'Italia, poi è evidente che la nostra comunità ha una sensibilità molto alta che va rispettata e l'asticella non deve essere abbassata. Penso però anche che quei 2 mesi, pur mantenendo inalterati i servizi nella nostra città, possiamo dare un supporto fondamentale a Cortina. Sicurezza ma anche controllo del territorio, dunque controlli che sono stati aumentati in questi mesi estivi, soprattutto nel comune di Pederoba lungo le rive del Piave sulla Garzaia a causa dei numerosi abbandoni in atto, infatti in azione tantissimi ecovandali e dei record di sanzioni. Vediamo. Tranquilli, con aria serena e senza nessuna fretta, si guardano intorno, certi di non essere visti, sacchi alla mano, pronti ad abbandonarli. A riprenderli invece le telecamere di videosorveglianza. Un lavoro, quello della tutela del territorio della Garzaia sul Piave a Pederoba, che soprattutto in questi mesi estivi ha visto un incremento notevole dei controlli. Il comune di Pederoba ha infatti avviato un'attività congiunta con la vigilanza ambientale del Consiglio di Bacino Priola con l'obiettivo di contrastare i comportamenti scorretti e salvaguardare il delicato ecosistema fluviale. Nei mesi di giugno e luglio sono stati intensificati i controlli sul territorio con presidi regolari mirati nei punti più sensibili. L'attività ha portato all'emissione di numerose sanzioni nei confronti degli utenti che hanno conferito rifiuti in modo improprio, utilizzando in maniera scorretta i cestini pubblici o abbandonando i sacchi nei pressi dell'area naturalistica. Soddisfazione espressa dal vice sindaco Fabio Maggio e dal presidente del Consiglio di Bacino Priola Franco Bonesso, i quali fanno sapere che l'attività di monitoraggio proseguirà per tutta l'estate. Ci consentirà di dare un presidio importante a un'area di importanza culturale e ambientale del nostro territorio comunale. Ormai sono già molte le sanzioni elevate, ma contiamo che nel corso dell'estate il fenomeno potrà ridursi proprio in ragione di questo intervento che speriamo risolutivo. Sì, da un lato c'è chi abbandona e sporca il nostro territorio e le aree naturalistiche e le città, dall'altro c'è anche chi pulisce. Francesca Bozza è stata a Ponzano Veneto, ci racconta la storia di Beatrice.
Abbiamo cominciato a venire e lei diceva: guarda cartacee che ci sono per terra, ci sono persone maleducate. E poi il giorno dopo mettiamo i guanti. E così abbiamo cominciato a raccogliere queste carte. Mariella e la nonna di Beatrice trascorrono i pomeriggi insieme tra giochi e passeggiate, e proprio durante una di queste passeggiate tra le strade e i parchi del loro comune, Ponzano, la piccola, 3 anni, si è accorta dei rifiuti abbandonati a terra. Armate di guanti, nonna e nipote hanno iniziato a raccogliere cartacee, bottiglie e lattine, fino a quando un giorno la mamma della piccola fa loro un regalo. 2 pinze per raccogliere le immondizie. E così ogni sera Mariella e Beatrice percorrono il solito tragitto, ripulendo strade e parchi. Anche sotto la panchina di ieri abbiamo trovato, hanno mangiato e poi hanno lasciato lì. E lei faccio io, nonna. Adesso le ha detto che ci sono delle carte per terra, gliele ha Le ha viste dalla panchina. Andiamo a vedere. È sporco qui, Beatrice? È sporco. Dopo torni a raccoglierle? Sì. Beatrice, le persone sporcano? Sì. Sono maleducate? Sì. E quindi dove bisogna buttare le carte? Sul cettino. Beatrice ha poi una richiesta da rivolgere proprio al sindaco Baseggio. Deve fare la multa a chi butta le carte per terra? Sì. Sindaco, è una promessa? È una promessa, se li troviamo gli facciamo una multa di sicuro. E io mi complimento con te e con la nonna, perché siete dei bravi esempi in questa società che non è poi così corretta. Bravissima. Grazie. Complimenti. È stato il primo cittadino di Ponzano a rendere noto l'impegno di Beatrice e della nonna con un post su Facebook. Il fatto che poi Beatrice oltretutto si renda conto che chi sporca dovrebbe essere multato, che ci sono i cestini, che è più facile mettere la carta sul cestino che per terra, e che lei passi questo tempo con la nonna a raccogliere le carte per fare del bene all'ambiente, insomma fa vedere che ci sono ancora delle famiglie che hanno dei valori sani che riescono a trasmettere. Speriamo che la società ne prenda atto. Noi ci spostiamo a Treviso, parliamo dell'ex discarica di via Orsenigo, perché dopo circa 2 anni di lavori di bonifica i lavori sono quasi finalmente ultimati, sorgerà un parco fotovoltaico e un bosco. Una bonifica lunga 2 anni tra difficoltà dovute alla presenza di amianto e a quelle della messa in sicurezza della falda acquifera. Quasi ultimati i lavori, sopralluoghi continui nell'area da parte dei tecnici di Contarina che si è occupata del cantiere. Un'area da circa 100.000 metri quadri che presto diventerà un terreno dove produrre energia pulita. La discarica era profonda quasi 40 metri e lambiva molte volte la falda, è stata completamente rivestita da un cosiddetto capping che evita le infiltrazioni d'acqua, e quindi successivamente verrà realizzato un impianto fotovoltaico di circa 1 megawatt che è possibile realizzare, visto che ieri Consiglio Comunale abbiamo aderito alla Fondazione CER Priula, e quindi tramite questa comunità energetica noi riusciremo a distribuire sul territorio l'energia prodotta. Energia che andrà ad alimentare strutture pubbliche situate in prossimità del centro, dagli asili nido alle palestre alle scuole. L'ex discarica verrà ricoperta per circa 1/3 dall'impianto fotovoltaico, il resto verrà rinverdito, verranno piantati degli alberi e quindi sarà anche un nuovo polmone verde che sorge a ridosso della città. Una discarica sorta negli anni '80 e poi abbandonata, che ha portato nel tempo all'infiltrazione nel terreno di materiale inquinante scoperto grazie a delle sonde che hanno permesso di rilevare alcuni sversamenti. Ora l'area è stata completamente bonificata. Oltre agli alberi che verranno piantati è già stato ultimato un bacino di laminazione dove contenere l'acqua piovana che potrà essere utile per irrigare i campi circostanti. Ed è dibattito acceso invece a Rosà per il parco fotovoltaico, ce ne parla il nostro Mirko Cavallino. Sarebbe grande come 2 volte il centro storico di Bassano, l'area della campagna di Rosà in cui è previsto un impianto agrivoltaico con 80.000 pannelli staccati 1,5 metri da terra e affiancati su una superficie di 73 ettari. L'impianto agrivoltaico nel cuore del parco rurale di Rosà merita un confronto serio e approfondito, che chiediamo venga fatto il prima possibile in commissione urbanistica, alla quale chiediamo che l'amministrazione venga coadiuvata dai tecnici per esporre punto per punto questo progetto così impattante. Non lontano da questi campi, a nord del tracciato della Pedemontana, nel territorio comunale di Bassano, si trova l'area verde di San Lazzaro, anch'essa al centro di progetti e mobilitazioni di comitati e associazioni. Area bassanese non ha fatto mancare la sua voce anche sul caso di Rosà, dove è previsto il parco
sovracomunale Civiltà delle Rogge. Questo parco adesso è il primo ad essere individuato come area per un nuovo progetto di impianto agrivoltaico, che noi preferiamo non chiamare parco perché vogliamo tenere distinte le parole, quindi impianto agrivoltaico di un rilevante e prepotente impatto e che vogliamo fin da subito contrastare. Sono coinvolti dalle infrastrutture legate all'impianto di produzione di energia elettrica anche i comuni di Cartigliano e Tezze sul Brenta. L'iter burocratico procede secondo il procedimento autorizzativo unico regionale. È una nuova procedura che sperimentiamo qui in zona per la prima volta, che è stata emanata nei primi mesi del 2025. Questa procedura prevede una prima richiesta ai comuni di presentare intanto il certificato di destinazione urbanistica e poi di chiedere eventuali integrazioni documentali. Se comuni ed altri enti convocati non li richiedono in prima battuta, entro il 20 agosto si passerà subito ad una fase di consultazione pubblica che potrà avere varie modalità e su cui poi si esprimerà un nuovo comitato tecnico VIA, anche questo da poco istituito perché la delibera del Presidente Zaia è proprio di giugno. I tempi dunque sono stretti e in più in pieno periodo di vacanze. La documentazione depositata in regione è molto corposa e in gran parte molto tecnica. Noi riteniamo che al di là delle prese di posizione ideologiche ci siano delle alternative valide e ci siano tante aree già edificate, parcheggi, piazzali, parcheggi dei supermercati ad esempio, che potrebbero beneficiare dell'ombreggiamento che qui invece si prevede nei campi agricoli, che comunque subiranno certamente un danno, se non agronomico, dal nostro punto di vista sicuramente ecologico, perché proprio il fatto che nel progetto sia prevista un'area sperimentale ci dice che è una sperimentazione di fatto, che se anche ce ne sono altre in Italia già in corso, non ci sono evidenze nel lungo periodo di quello che succede. Come consiglieri di minoranza, la nostra priorità è informare e vigilare sulle scelte che vengono fatte. Qualcuno forse confonde l'allarmismo con la scelta consapevole che abbiamo fatto di essere trasparenti e di informare i cittadini prima che le decisioni vengano prese. Continuiamo a parlare di maltempo, il punto sull'Alta Marca, collegato per noi il nostro Cristian Arboit da Conegliano con il sindaco Chies. Cristian, di nuovo buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, di nuovo anche da parte di Simone Merlo. Abbiamo cambiato location, ci troviamo in realtà nella zona di Refrontolo. Abbiamo raggiunto il sindaco Chies, siamo in contatto oggi con diversi primi cittadini della Marca Trevigiana perché sono nuovamente ore di allerta gialla fino alla mezzanotte. Qui piovigina, fino a poco fa pioveva di più. Chiaramente tutti sono in apprensione per capire come evolveranno le prossime ore. Allerta gialla quindi anche sui colli del Prosecco. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell'allerta frane, numerosi movimenti franosi che si sono riaperti dopo le piogge della scorsa settimana e come sapete la scorsa settimana Conegliano era stata particolarmente colpita tra via Kennedy, via Spellanzona, diversi gli alberi caduti a terra, con il sindaco che aveva annunciato anche lo stato di emergenza. L'ha più chiesto, sindaco, ci può aggiornare? Sì, abbiamo chiesto lo stato di calamità naturale, d'altronde l'evento è stato un evento talmente importante da aver creato danni veramente numerosi anche da un punto di vista economico. Abbiamo 2 frane importanti a Conegliano, per cui dovremmo avere un esborso di circa 400.000 euro e poi abbiamo chiamato gli agronomi, come avevamo detto, per fare un esame nuovamente su tutti i tigli di Viale Spellanzon e anche degli esami di tiro sugli alberi per capire quali sono i danni che anche per gli alberi che sono rimasti in piedi. E nei prossimi giorni avremo il risultato, ma purtroppo sono quasi sicuro che dovremo tagliare alcuni degli alberi che sono rimasti in piedi, perché dei 200 tigli su Viale Spellanzon c'è una parte che hanno dei problemi strutturali.
Quindi ben 200 tigli, è una sorta di monitoraggio straordinario. Sì, nessuno si immagina siano così tanti, ma il viale è molto lungo e dobbiamo essere sicuri che eventi di questo tipo, che diventano eventi sempre più frequenti, e non sono più eventi che capitano una volta ogni tanto, possano avere una risposta tale che i nostri cittadini non temano per la loro incolumità, perché d'altronde il maltempo arriva e dura un lasso di tempo molto breve nel quale si sviluppa una forza della natura incredibile, per cui dovevamo essere sicuri che gli alberi non cadano sopra le auto. La volta scorsa abbiamo avuto anche una parte di fortuna, ma non si può sempre sperare nella fortuna, dobbiamo essere e farci trovare pronti a questi eventi. Cosa c'è da aspettarsi nelle prossime ore? Immagino che lei sia in contatto con la polizia locale, con la protezione civile. Beh, l'allerta ormai è continua, perché vediamo che gli eventi si succedono in lassi di tempo sempre più stretti, siamo in contatto con tutti, non sembrerebbe dovessero succedere problemi particolari nella giornata di oggi, però le monitoriamo costantemente di ora in ora per essere sicuri di farci trovare pronti nel momento in cui serva. Grazie Sindaco Fabio Chies, questo è lo stato aggiornato nella Marca Trevigiana sul fronte del maltempo, dove l'allerta gialla continua. Edi, con Simone Merlo da Refrontolo ti restituisco nuovamente la linea. Grazie Cristian, e questo il flash sulla condizione del meteo sull'Alta Marca. Un minuto di pubblicità e poi parliamo di Mostra del Cinema tra poco. Eccoci tornati in diretta. In chiusura ci colleghiamo via telefono con il nostro Lorenzo Maier per tutti gli aggiornamenti sulla Mostra del Cinema. Ci sono le prime date che porteranno a Venezia i grandi divi, tra cui George Clooney. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Eli, a te e ai nostri telespettatori. Sì, molto rapidamente. La prossima settimana la Biennale, l'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, molto probabilmente ufficializzerà quello che sarà il calendario delle proiezioni, quindi delle varie giornate. E l'attenzione ovviamente di tutti si concentra sulle indiscrezioni della vigilia, di quando arriveranno i divi. Allora, possiamo dirvi che molto probabilmente sono sempre indiscrezioni, ma da una buona fonte, ecco, diciamo così. Julia Roberts, attesissima per la sua prima volta al Lido, sarà su red carpet giovedì 28 agosto, quindi il secondo giorno della mostra. Il 27 sappiamo, questo invece ufficiale, che ci sarà Paolo Sorrentino con il suo film di apertura, questo è ufficiale. Il 28 Julia Roberts con Luca Guadagnino. Subito il 29 proprio una partenza con i botti, George Clooney e Emma Stone. E domenica 31 un altro attesissimo, Adam Driver sarà il protagonista assoluto della domenica alla mostra. Ecco, queste le prime indicazioni dei divi molto attese. Quindi ripeto, Julia Roberts il 28, il 29 dovrebbero esserci George Clooney e Emma Stone, e il 31 Adam Driver. Non è escluso che, avendo la proiezione George Clooney subito, praticamente dopo 2 giorni, il 29, non possa, chissà, fare una sorpresa e essere presente anche all'inaugurazione del festival. Questo si vedrà, lo capiremo nei prossimi giorni, ma intanto queste le prime indicazioni. Se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Lorenzo per queste indiscrezioni. Insomma, c'è attesa per l'imminente Mostra del Cinema. In chiusura ricordo che domani trasmetteremo in diretta su Antena 3 dalle 15:30 al Palio di Feltre. Do appuntamento ai telegiornali della sera, dopo di noi come sempre le previsioni del tempo. A tutti una buona giornata, arrivederci.